Euroregioni News. Abaco, il successo, le idee, la condivisione. Inaugurata la nuova sala Abaco in Corte Italia a Codroipo, dove Nevio Padovani implementerà la formazione turistica, e Pierina Gallina con Ciro Di Maio ha presentato il suo terzo libro di poesie. Come angeli in vacanza, perché tutti noi siamo angeli in vacanza. È il terzo libro di poesie e conclude la trilogia del come. Il primo come aerei di carta, il secondo come petali di luna e questo come angeli in vacanza. Contiene oltre 100 poesie sulle cose della vita. La vita è un insieme di colori e di emozioni e ogni emozione ha la sua parola giusta. All'ospite d'onore di Abaco Viaggi, che appunto ho avuto il piacere di conoscere, una gran bella persona che molti possono vedere in televisione su Marco Polo. Salve, io sono Ciro Di Maio, sono onorato di essere qui stasera per la presentazione del tuo libro, Pierina, un libro che ho letto quasi tutte le tue poesie tra ieri e oggi. Sono delle poesie molto intense, complimenti, perché la tua anima è un'anima veramente nobile e riesce a toccare le emozioni delle persone e dei viaggiatori, quali io sono, quindi grazie ancora per questo regalo. Oggi abbiamo inaugurato una sala che è un centro di formazione turistico. Centro di formazione turistico professionale, quindi noi l'abbiamo creata per gli addetti ai lavori della nostra azienda, quindi noi siamo in 51 persone, più tutte le 600 persone delle agenzie che sono collegate a noi, Abaco Viaggi Point. Quindi qui faremo formazione sul territorio, sulle destinazioni, tenendo conto che noi lavoriamo in Europa e Mediterraneo, il che vuol dire il 67% dei beni ambientali e culturali del mondo, e noi ce l'abbiamo qui a portata di weekend. E noi qui vogliamo insegnare a tutti questi come possono spiegare questi territori e queste bellezze a tutti i loro clienti. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregioni News.